In questi giorni quasi tutti si stanno concentrando sulla domanda se la chiesa veneziana di Santa Maria della Misericordia, ora adattata a moschea, sia stata ridotta o meno ad uso profano non indecoroso. Lo stiamo ancora verificando, ma intanto, come era prevedibile, nella vicenda si sono confusi e mescolati due piani di ambiti che invece sono e devono restare ben distinti per la loro serietà e complessità. Il patriarcato si schiera contro l'installazione del padiglione islandese a Venezia attraverso le parole di Don Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale per i beni culturali ecclesiastici, che accusa l'artista svizzero, noto per le sue provocazioni a carattere politico, di aver sfruttato Venezia come vetrina, portandosi a casa il suo guadagno in fatto di fama. Le polemiche sulla chiesa di Santa Maria della Misericordia, trasformata in moschea in occasione della Biennale, dunque non si placano e non trovano il consenso del patriarcato. Già nel mese di febbraio si era sottolineato che per rispetto profondo verso i credenti, la città e i soggetti interessati bisognava tenere in considerazione il fatto che un'installazione del genere avrebbe avuto implicazioni culturali, religiose e di vita pubblica che non avrebbero potuto essere risolte solo nel rapporto fra chi dispone di uno spazio e i realizzatori della proposta artistica, continua Don Caputo. Era necessario un più ampio e reale coinvolgimento della città e in particolare delle comunità religiose interessate.